7 economisti, docenti di diritto amministrativo e di storia dell'arte, davanti alla Commissione nazionale Lillo Firetto ha illustrato il dossier e il video della candidatura Agrigento ieri sotto esame per provare ad acquisire il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2020. Ad accompagnare il sindaco in questa prova, l'arcivescovo, il cardinale Montenegro, non ha voluto mancare l'importante appuntamento assieme ad una delegazione e a tanti agrigentini che vivono e lavorano nella capitale, tutti al Ministero dei Beni e dell'Attività Culturale e del Turismo, per sostenere e spingere con amore ed entusiasmo la città verso il prestigioso traguardo. Sala piena dunque al Ministero, palpabile l'emozione allo scorrere delle immagini curate da Marco Gallo. Alla grande, la squadra ha funzionato, ha scritto poco dopo l'audizione un lapidario Firetto. Siamo stati i primi a passare in rassegna la candidatura, ha spiegato ancora il sindaco. La commissione è sembrata interessata. Dureranno 3 giorni complessivamente le audizioni delle città candidate. Dopo Agrigento, via via le altre città concorrenti: Bitonio, Casale Monferrato, Macerata, Merano, Nuoro, Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Treviso. Al termine delle audizioni, la commissione si ritirerà in quella che è una sorta di camera di consiglio e il 16 il Ministero annuncerà quale città sarà nel 2020 la capitale italiana della cultura. La speranza è che per Agrigento arrivi la fumata bianca.